Mentre sto parlando, il governatore Zaia della Lega governa con un vicegovernatore di NCD con una maggioranza in cui Forza Italia è fondamentale. La ricetta c'è ed è già in tavola in 3 regioni d'Italia, quelle governate bene, secondo Giovanni Toti. È la ricetta del buon governo che impasta il partito di Berlusconi con una buona dose di Lega e un pizzico di NCD. È e resta l'unica risposta possibile alla bufera scatenata nella Lega Nord dal testa a testa di Salvini e Tosi. Quello di Toti è un chiaro invito all'unità, come già in Veneto, Lombardia, Campania. Riconosciamo tutti, lo ripeto ancora una volta, che sono esperienze di buon governo, speriamo tutti che siano esperienze elettorali vincenti nel prossimo maggio, squadra che vince si cambia o non si cambia? Toti, Marin e Bergamini tendono la mano a Zaia, ma non con l'anello al naso, spiegano, perché è comunque già pronto il piano B, andare da soli, addirittura con la convinzione di raccogliere perfino più voti, perché di validi candidati presidenti del Veneto ce ne sarebbe più d'uno. Noi abbiamo più candidati presidenti possibili, che io ovviamente oggi non vi dirò, perché dovremmo discuterne ovviamente con eventuali alleati moderati che faranno parte di uno schieramento di coalizione. Ma Marin annuncia a breve la discesa in Veneto di Berlusconi e si tiene in stretto contatto con Zaia. Sento Luca Zaia che ha governato bene insieme ai nostri e quindi io credo che con Luca ci sia un dialogo molto aperto, molto proficuo e che lui possa parlarne con Salvini. Zaia che dice: facciamo ordine all'interno della Lega prima di vedere le alleanze e prende tempo. In Veneto intanto arriva anche il dissidente Raffaele Fitto. Dov'è? Non lo vedo. Lo si vedrà domani a Padova. Il Fitto ribelle presenterà la sua corrente Ricostruttori per chiedere direttamente a Berlusconi di scrivere una nuova Forza Italia. Un programma vero che, chiedendo scusa agli elettori per le cose che non siamo stati capaci di fare, possa valorizzare per il futuro le cose che invece c'è bisogno di fare. Un quadro in cui le alleanze come quella del Veneto si rispettino. Penso che l'esperienza di governo del centrodestra in Veneto, alternativa a quella del governo Renzi, debba proseguire.